Ha vissuto per un mese con una scheggia di mortaio conficcata a pochi centimetri dal cuore, un frammento entrato nel collo che ha tagliato due grosse arterie che irrorano il cervello. Kirillo, 11 anni, è sopravvissuto al bombardamento della sua casa, nella quale hanno perso la vita il fratellino e la madre. A soccorrerlo il padre, che però è riuscito a portarlo a Padova solo grazie all'intervento di un anestesista di origine russo-ucraino che lavora da anni nella città del Santo e che era andato in Polonia come volontario per aiutare i feriti. È stato un intervento molto delicato che è durato circa 7 ore, che ha richiesto un approccio multidisciplinare coadiuvato da vari tipi di specialità chirurgiche, vascolari, pediatriche, cardiochirurgiche. Diciamo che la realtà virtuale è stato un elemento che ha coadiuvato molto la possibilità di fare questo intervento in sicurezza e con successo, perché ci ha permesso di pianificare prima dell'intervento quello che sarebbe stato l'approccio chirurgico ideale e anche di andare a visualizzare le strutture anatomiche di modo che potessimo agire in sicurezza. Kirillo ora sta meglio e risponde agli stimoli dei medici. La sua vicenda non è isolata. Sono 21 i profughi curati dall'azienda ospedaliera di Padova, di cui 13 minori. Patologie importanti di carattere oncoematologico, di carattere chirurgico e di carattere anche internistico, che sono appunto attentamente vagliate dalle nostre equip mediche.